continua l'estate al Giardinello che con poche migliaia di euro diciamo, siamo riusciti a portare un programma. Con pochissime migliaia di euro abbiamo fatto un'estate e faremmo fino al 31 di agosto l'estate del Giardinellese. Stasera L'idea di quello che è il bilancio partecipato che poi viene trasmesso è spettacolare. no, il bilancio partecipato vengono date ai comuni sulla base degli abitanti. Noi abbiamo avuto quasi 5.000 euro più un 5.000 euro dai fondi comunali e con 10.000 euro siamo riusciti a fare questa piccola festa. Quindi se continua con questa programmazione, stasera la sicilianità è quella che io amo. Con i Calandra e Calandra, vabbè, come dire, sfondi una porta aperta perché noi diciamo, amiamo e siamo soprattutto portatrici di cultura siciliana e quindi siamo contenti di aver avuto qui a Giardinello i Calandra e Calandra, che tra l'altro io mi sono documentata un curriculum di tutto rispetto che racconta veramente una storia di amore verso questa terra, verso i canti popolari, quindi siamo felici di averli coinvolti in questo nostro progetto e ricordo a tutti che mercoledì prossimo ci sarà l'Accademia dei Calandra e Calandra con un gruppo musicale giovanissimo composto da giovani musicisti, aiutami Assessore, ti ricordi come si chiamano? Carisma. E quindi poi aspettiamo il popolo giardinellese anche mercoledì prossimo. Io sogno siciliano, mi piace la Sicilia, mi piace la sicilianità, mi piace i dialetti. La lingua. La lingua, si dice la lingua, sì, la lingua. Ma mi spiegare perché qua noi diciamo un pane e all'arca ci mettete la L e diventa un pane? Ma diciamo, guarda, proprio ieri, guarda, io ho paura di essere intervistato ogni volta, ti giuro, lui non fa altro che fracassarci. Proprio ieri io ho fatto una battuta, guarda, se posso, non c'entra niente perché noi tanto con Pino parliamo di tutto meno che di musica. Sì. Ci hanno regalato una confezione di birra, io fra l'altro non ne bevo, però posso citare. Allora, birra Peroni. Una volta ad Alcamo si usava dire Peroni, Tuni, Upapani, Mamani, quindi diciamo che proprio ieri ho fatto un post simile giocando sui vari slang. Noi siamo Peroni. Allora parliamo di musica, parliamo di tutto lui, c'è come fa. No, ci alterniamo, a giorni alterni, come le targhe facciamo. Spiegaci un'altra cosa, perché Calandra e Calandra, siete frate? Dalla nascita. Però una cosa che ci tengo sempre a precisare, Pino, scusa. Proprio. No, ma siamo fratelli, grazie a me. Perché lui prima era figlio unico. Quando sono nato io siamo diventati fratelli, quindi diciamo che è una cosa che è nata di conseguenza, in itinere. Era figlio unico. Maggiore, minore, mediano? Diesis. O bemolle, posso dire bemolle, ma io dico bemolle. Oggi bemolle. Combattere un ritmo. Ma non è facile, però manco io combattere con me è facile, no, ci alterniamo su questo, siamo a corrente alternata, come le targhe e come la corrente. Ecco. Va bene, allora, avete mi scappò, ho dimenticato il luogo, scusa. Scusami, avete, e questo me lo dico con molto veramente sentimento, avete continuato a portare in giro quella che è la musica siciliana, la sicilianità, e questo è veramente bello perché queste tradizioni cominciano a scomparire. È stato a scarseggiare. Noi ci crediamo in questo progetto, anche se avanziamo d'età, parlo per me perché lui è molto più giovane di me, però io ci credo fortemente. Quanto ve lo fate? 10 anni senza IVA. Allora, 10 anni belli pieni, per cui io finché avrò un fiato, finché avrà un catetere, anche col catetere comunque porterò avanti quello che sono le nostre tradizioni, la nostra musica, la nostra cultura. Allora io mi rifaccio al fatto che oggi tendiamo a diventare sempre grandi città, la gente cerca di... Io dico invece che c'è bisogno di ritornare al paese, ritornare alle tradizioni, ritornare a una città come Giardinello, ad esempio, dove secondo me ancora le tradizioni sono vive, dove c'è ancora condivisione fra la gente,
Già ad esempio ad Alcamo molte cose si sono perse e questo lo dico con grande rammarico. Io dico sempre non perdiamo di vista quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra cultura, perché piano piano ci stanno portando via un po' tutto, ci provano da tutti i lati. Poi parliamo dei governi che non sono solo quelli nazionali ma penso anche a quello europeo, diciamo questo governo europeo fantomatico che sicuramente non fa altro che cercare di debellare, di fare chiudere quelle che sono veramente queste nostre tradizioni, diciamo. A parte il fatto che voi portate avanti quello che è la musica siciliana, avete anche voi, cioè magari rimaneggiata, avete anche voi tanti pezzi e tante video che purtroppo sono solo relegati su YouTube, dovrebbero avere più visibilità. Allora, Pino lo sai meglio di me, ci sono meccanismi che sono difficili anche da scardinare. Morirà mia. Appunto, chi meglio di te. Noi con tanti sacrifici, con tanta passione, con tanta umiltà stiamo portando avanti un progetto a stento e come dici tu purtroppo ci dispiace che i nostri video, ma non solo credi dal punto di vista economico per noi, perché comunque abbiamo raggiunto la cifra di 13 milioni e mezzo di visualizzazioni, siamo prossimi ai 14 milioni. Ti assicuro che senza una major dietro, senza comunque un grosso impresario, non è facile fare quello che stiamo facendo noi. Ma noi non abbiamo più, come dire, le velleità di diventare dei grandi artisti, ci basta quello che facciamo perché lo facciamo con passione, cercheremo di lasciare quante più cose possibili di noi e magari lo capiranno fra 20 anni, fra 30 anni, ma noi siamo felici così. Voi siete dei grandi artisti, ma questa è un'altra storia, dice Pino Maniaci. Per concludere, fammi scecco, dai, No, ma lo sai che è l'unica cosa che non ho mai fatto nella mia vita? Non ho mai ragliato, forse quando canto sì, però qualcuno ha detto cioè, guardate stasera che ragliano i calandri, va bene, però non ho mai fatto il verso dello sceccareggio. Noi abbiamo tanto rispetto dell'asino, ma tant'è vero che l'abbiamo adottato. Ti deve andare a studiare perché lo chiamano scecco. Sì, vabbè, ci sono tante storie, quella dello sceicco è a meglio. Okay, diciamo che si presta benissimo, è anche più romantica, più affascinante. Diciamo che abbiamo avuto il rispetto dell'asino, l'abbiamo adottato proprio come simbolo di forza, di tenacia, un animale che spesso è deriso, però è tenace, è forte, tenace, testardo, è lento ma arriva e noi Guarda, ci stiamo mettendo un po' più vedere tempo. a modo di videocamera, guarda si trova sul palco, guarda, e noi ce lo portiamo dietro da 16 anni, è un asinello piccolo però ce lo portiamo da 16, 18 anni, 20 anni dietro, una cosa del genere. Noi che dire ancora? Non è più niente perché Abbiamo detto forse abbiamo sbagliato tanto, però Abbiamo sbagliato anche verbi e congiuntivite, un po' di tutto. Saluto. un saluto a tutti I telespettatori. Salutiamo Pino Maniaci, abbiamo il piacere di averlo qua. Ma anche il cameraman, anche il cameraman, che non sappiamo come si chiama. Comunque, buona estate. Valerio. Ciao, Valerio. Allora, salutando Valerio, auguriamo una buona estate ancora a tutti i siciliani, a tutti i turisti che sono qui in Sicilia. Invitiamo anche chi non c'è a venire in Sicilia perché comunque è una terra bella che merita. E quando arrivate in Sicilia e trovate il primo politico che trovate, cantateci la Pio Sciccareggio. Assolutamente, è da cantare. Lo faremo. Ciao, buona estate.